Buongiorno, bentrovati, eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo giovedì 30 luglio. Molta cronaca, andremo a breve nel territorio, davvero tanta cronaca derivante in particolare da sviluppi di vicende che abbiamo trattato in questi giorni, ma anche nuovi furti e per fortuna diciamo colpevoli anche rintracciati. Andremo poi a parlare anche di siccità, tra non molto ci collegheremo con il bellunese perché sappiamo che è un tema di drammatica attualità. Cominciano da oggi ad alzarsi le temperature per questa allerta caldo che durerà un'altra settimana. Quindi tanta carne al fuoco oggi, parleremo nella seconda parte anche della cronoscalata del Consiglio di domenica che le reti Media Nord-Est manderanno in diretta, quindi davvero tanti argomenti. Allora, andiamo alla cronaca dunque stretta di queste ore. Partiamo dalla richiesta di rinvio a giudizio per 6 componenti di un'organizzazione criminale che truffava anziane sole con le vendite porta a porta. L'operazione lo scorso gennaio della Finanza di Padova aveva smantellato la banda che aveva base tra Padova e Treviso, ma sono moltissime le province toccate. Pensate che le vittime sono addirittura 1200. La Procura di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio per 6 persone dopo che la Guardia di Finanza ha chiuso le indagini che lo scorso gennaio avevano portato allo smantellamento di un'associazione criminale che truffava signore anziane, 1200 le vittime in tutta Italia. La richiesta di rinvio a giudizio formulata dopo le misure cautelari eseguite a gennaio. La Procura all'epoca aveva disposto anche il sequestro di oltre 2,5 milioni di beni di lusso in cui riciclavano il denaro illecito. La base dell'associazione era nel Padovano, ma la banda aveva società attive anche in provincia di Treviso. Il sistema di truffa era quello della vendita porta a porta. Le vittime erano tutte donne anziane che vivevano sole, venivano raggirate e costrette a firmare contratti che poi le obbligavano ad acquistare casalinghi per svariate migliaia di euro. 177 le vittime in Veneto, soprattutto nel Vicentino, nel Trevigiano, nel Veneziano, nel Bellunese e nel Padovano. Centinaia di truffe messe a segno anche tra Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone. L'indagine era partita da un normale controllo sul territorio. I truffatori incastrati dal loro stile di vita troppo ostentato, auto di lusso, gioielli e capi costosi, vita mondana in locali esclusivi padovani. Di giorno invece un'attività ordinaria di venditori porta a porta, redditi che non combaciavano con le loro spese folli. A gennaio una persona era finita in carcere, 2 domiciliari, 10 in totale gli indagati. A chiusura delle indagini la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 6 di loro. E tra l'altro, se andiamo sull'home page, regia per favore, di Treviso Today, vediamo che è notizia di oggi proprio dal Trevigiano un altro caso di cui non si aveva notizia, fermato dopo un furto in casa da 340.000 euro. Pensate, scatta il foglio di via, il provvedimento varrà per 4 anni, è stato emesso dal questore di Treviso nei confronti di un giovane campano di 24 anni accusato di furto pluriaggravato e porto abusivo di coltello, perché questo soggetto residente a Benevento è accusato di aver truffato di fatto una coppia di anziani il 21 luglio scorso a Treviso, pare proprio con la truffa del finto carabiniere, che è drammaticamente diffusa, lo sapete. E quindi da qui non solo la denuncia per quel fatto che ha portato a un bottino, l'avete visto, estremamente consistente, ma anche il foglio di via. E poi c'è la cronaca che ci porta sulle strade. Partiamo dal grave incidente di ieri sera, siamo in tarda serata a Villafranca Padovana, un ciclista è in fin di vita dopo essere stato travolto. Centrato in pieno dall'auto mentre stava attraversando la strada, un 28enne ucraino è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova dopo essere stato investito da un'auto ieri sera mentre in sala la sua bici stava attraversando all'incrocio tra via Ponterotto e via Garibaldi, al confine tra i comuni di Rubano e Villafranca Padovana. Alla guida della vettura che ha travolto il giovane un 60enne che si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Il 28enne è stato trasportato d'urgenza in pronto soccorso, dove si trova ricoverato in fin di vita. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto, oltre al suo M118, anche i carabinieri della stazione di Mestrino per i rilievi e il sequestro dei mezzi coinvolti.
Di nuovo sull'home page di Treviso Today, per favore regia, perché arriva la notizia da Roma di minacce al ministro della giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, simbolo delle Brigate Rosse a Roma. Il commento del presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, fatto grave e vile, scritta minatoria con stella a 5 punti e sigla delle Brigate Rosse, è comparsa a Roma in via Portuense contro il Guardasigilli. La solidarietà, l'avete visto, del Presidente del Consiglio regionale. La minaccia richiama la Renault 4 rossa, nella quale il 9 maggio del 78 fu ritrovato il corpo del Presidente del Consiglio Aldo Moro, per cui davvero minacce da non sottovalutare, che hanno come obiettivo il ministro appunto Nordio, il trevigiano Carlo Nordio. Restiamo a Treviso. Aveva dato fuoco alla casa, siamo a San Zeno, dietro la stazione della ex fidanzata. Il 55enne davanti al jeep si è giustificato dicendo: non volevo farlo. Mi dispiace, non volevo farlo, lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia il 55enne che sabato scorso, dopo un litigio con la ex, ha dato fuoco alla casa in cui abitavano. L'uomo è indagato per incendio doloso e lesioni. Alla donna, 47 anni, avrebbe assestato secondo l'accusa uno schiaffo nel corso della violenta discussione. Assistito dall'avvocato Marta Camarotto, il 55enne ha ammesso di aver perso il controllo e ha detto di essersi pentito del gesto. Ha spiegato di aver tentato di spegnere le fiamme che avevano subito avvolto la stanza e di aver aiutato l'ex compagna ad uscire dalla casa. Avevamo bevuto parecchio, ha dichiarato al giudice, una versione che sarebbe stata confermata anche dal racconto di alcuni testimoni. Al termine dell'interrogatorio il giudice si è riservato di decidere sulla misura cautelare richiesta dalla procura, che ha proposto nei suoi confronti l'obbligo di firma. La difesa starebbe inoltre valutando la possibilità di chiedere il procedimento con un patteggiamento. Il rogo era scoppiato in via Castaldo, dietro la stazione ferroviaria di Treviso. La lunga colonna di fumo era visibile a distanza. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la coppia aveva litigato. Al culmine della discussione, il 55enne avrebbe versato un liquido accelerante sul materasso della camera da letto e poi avrebbe appiccato il fuoco. Ad aiutare la coppia ed il loro cane erano stati 2 ragazzi che abitano nell'appartamento accanto e che si erano precipitati per aiutarli ad uscire dalla casa. La donna era stata accompagnata in ospedale per accertamenti e dimessa nel corso della stessa serata. L'appartamento è andato praticamente distrutto, ma fortunatamente le altre abitazioni, pur con qualche danno, non sono state intaccate dal rogo. Sul sito del Gazzettino adesso, per una notizia che arriva invece dalla provincia di Udine, siamo a Rivignano. Un uomo accoltellato in casa dopo una lite, la vittima si trascina in strada e chiede aiuto ai vicini, fermata una donna. Erano da poco passate le 21:30 di mercoledì sera, ieri dunque, quando all'interno di un'abitazione del paese si è consumata l'aggressione. Una violentissima lite domestica sfociata nel sangue ha sconvolto la piccola frazione di questo comune. Erano da poco passate appunto le 21:30, l'aggressione al culmine di un acceso diverbio. Una donna residente nella casa ha impugnato un coltello sferrando diversi fendenti contro l'uomo. Nonostante le ferite, la vittima è riuscita a fuggire dall'abitazione, a trascinarsi in strada in cerca di aiuto, arrivando fino ai vicini che hanno dato l'allarme e poi, come avete sentito, fermata la donna che avrebbe sferrato queste coltellate. Ora sulle strade dunque, perché la cronaca ci porta a Jesolo, dove c'è stato nella serata di ieri un grave incidente che ha riguardato l'auto condotta da 5 giovani, con a bordo 5 giovani e un mezzo della raccolta dei rifiuti. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio dal luogo dell'incidente. Purtroppo Jesolo sappiamo che non è esente da incidenti anche gravi, qui davvero poteva finire molto peggio. Anna Maria, buongiorno.
Buongiorno anche a te. Così Lina poteva finire davvero molto peggio, con il bilancio attuale di 2 feriti. Sono 2 dei 5 ragazzi che si trovavano a bordo della Y10, che ieri sera, come vedi dalle immagini di Sandro Ponchio, procedeva verso via Equilio, dove ci troviamo noi, lungo il centro di Jesolo, quando si è scontrata violentemente contro il mezzo Veritas, che a quell'ora, erano le 5 di questa mattina, stava procedendo lungo la strada per effettuare la raccolta dei rifiuti. L'urto è stato violentissimo, siamo stati svegliati da un botto tremendo, così ci hanno detto poco fa alcuni residenti, e in effetti dalle immagini, come vedi, si evidenzia proprio questo, un impatto violento con la Y10 che centra in pieno una delle pedane utilizzate dal mezzo per la raccolta dei rifiuti, con in quel momento fortunatamente uno dei 2 uomini Veritas, dei 2 operatori ecologici, non si trovava proprio sulla pedana, altrimenti la gravità del fatto sarebbe stata davvero peggiore. E quindi l'impatto tremendo, con l'auto dei ragazzi che si fa una carambola, e i ragazzi subito hanno ricevuto nell'immediatezza del fatto le cure dei 2 operatori ecologici, che sono scesi subito dal camion per prestare i soccorsi. Subito sul posto anche i vigili del fuoco, dove che si trovano proprio qui, la cui sede è proprio qui in via Equilio, a 2 passi da qui, e a 2 passi da qui in via Equilio si trova anche la stazione delle Corriere. Insomma, l'impatto è stato fortissimo. Adesso stiamo cercando di capire quali sono le condizioni di salute dei 2 ragazzi che sembrano feriti, sebbene in modo grave, ma non in pericolo di vita. Maggiori dettagli naturalmente questa sera. Aggiungo che incaricati delle indagini sono i carabinieri, intervenuti subito sul posto, e per il momento da Jesolo è tutto. Con la parte tecnica di Sandro Ponchio ti restituisco la linea, Lina. Grazie ad Anna Maria Parisi, grazie a Sandro Ponchio per questi aggiornamenti. Noi tra poco andremo anche a Padova, dove ci sono stati nuovi controlli all'Arcella potenziati, che hanno portato anche dei risultati importanti. Siamo in attesa di collegarci con i colleghi. Torniamo sul tema della violenza giovanile. Andiamo a Pederobba adesso, dove arriva un nuovo regolamento contro gli atti vandalici, i cosiddetti maranza, che danneggiano i beni pubblici. Dovranno risarcire i danni causati oppure ripagarli con lavori utili per la comunità. Abbiamo deciso di rispondere in maniera efficace a un fenomeno ormai sempre più diffuso, quello dei piccoli vandalismi messi in campo magari da giovani e minorenni. Una risposta concreta agli episodi di vandalismo che negli ultimi mesi hanno coinvolto anche Pederobba. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento di polizia urbana, con misure più severe per chi danneggia il patrimonio pubblico. La possiamo definire una legge anti-maranza? È un'iniziativa che contrasta sia sotto il profilo sanzionatorio sia sotto il profilo dello strumento proprio questi fenomeni, i fenomeni dei cosiddetti maranza, cioè di gruppi di minorenni, a volte maggiorenni, che svolgono queste attività illecite e che però devono essere ricondotti nell'alveo della comunità. Non solo sanzioni economiche, chi non risarcirà il danno potrà ripagarlo lavorando per la collettività, occupandosi della pulizia degli spazi pubblici, della manutenzione del verde o del ripristino di muri e arredi urbani. Per l'amministrazione l'obiettivo è chiaro: difendere il patrimonio di tutti, ma anche trasformare la sanzione in un percorso educativo, soprattutto quando a compiere questi gesti sono ragazzi e minorenni. Ci siamo dovuti confrontare spesse volte con danneggiamenti agli impianti sportivi,
al verde pubblico che magari era stato appena realizzato. Sono fenomeni odiosi, pur magari non così importanti sotto il profilo economico, ma significativi sotto il profilo della sensibilità, e allora una comunità si misura anche da quanto è in grado di dare l'esempio, e questo strumento ci consentirà di dare l'esempio. Allora vi anticipavo a Padova i controlli all'Arcella, abbiamo in diretta la nostra Valentina Visentin che si trova col questore Marco Dorisio proprio per fare il punto su quelli che sono stati i risultati dopo l'escalation di aggressioni e violenze in quel quartiere che era stato anche oggetto di zona rossa. A te Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Dal 1° di luglio si sono intensificati i controlli della polizia nel quartiere Arcella, alla luce anche di alcuni episodi che avevano destato preoccupazione nei residenti. Parliamo di un episodio inquietante con gli spari esplosi in via Saetta da una macchina in stile stesa napoletana, ma anche il tentato omicidio di uno straniero nell'area Totem vicino al cavalcavia Dalmazia. Episodi appunto che avevano preoccupato i residenti e che hanno portato il questore a disporre controlli intensificati. In tutto il mese di luglio sono state oltre 2.800 le persone identificate nell'ultimo controllo avvenuto proprio nelle scorse ore tra Galleria San Carlo e San Bellino, centinaia di persone identificate, numerose con precedenti. Questi controlli, signor Questore, sono stati anche decisi grazie alle segnalazioni dei residenti. Lei ha detto non ci sono zone franche in città. Assolutamente, il segnale è proprio questo, dimostrare e testimoniare la presenza dello Stato per ripristinare le condizioni di tranquillità, vivibilità, in questo caso del quartiere Arcella, dove proprio il contributo dei cittadini con le loro segnalazioni sono stati appunto valorizzati e declinati in questi servizi. Abbiamo avuto all'inizio del mese di luglio ravvicinati questi 3 episodi che hanno creato particolare allarme tra i residenti, e quindi abbiamo così dedicato delle risorse ulteriori, tanto che dal 1° di luglio abbiamo effettuato l'ultimo per l'appunto ieri pomeriggio 12 servizi straordinari appunto del controllo del territorio con l'identificazione di numerose persone, alcune gravate da precedenti specifici, rientrano questi servizi in quelli che sono per l'appunto le strategie di controllo, prevenzione e vigilanza non solo del territorio del capoluogo ma della provincia. Dall'inizio dell'anno ne ho disposti già 63 di questi servizi, di cui 23 dedicati appunto all'Arcella, ma anche in altre zone della città, con la finalità sempre di monitorare anche i fenomeni, le situazioni criminogene, e quindi laddove si notano dei picchi, delle situazioni, in questo caso abbiamo visto i 3 episodi ravvicinati in 2 giorni all'inizio del mese di luglio, si interviene con risorse dedicate a riprova per l'appunto che lo Stato ceda le risposte che i cittadini meritano, si attendono da noi. Abbiamo contestualizzato anche quei 3 episodi e quindi ripristiniamo quella che praticamente sono i valori fondanti del rispetto delle regole e della legalità, che è il nostro faro di riferimento e che vale per tutti. Preoccupa che anche questa escalation che riguarda soprattutto i giovani, perché tanti provvedimenti come fogli di via, ammonimenti riguardano ragazzi al massimo 20 anni. Anche qui poi è chiaro che con questi servizi straordinari vengono identificate persone, molti giovani, e laddove ci sono i presupposti o perché si sono resi protagonisti appunto di episodi rilevanti o particolarmente violenti, scattano per l'appunto le misure di prevenzione, e anche qui dai fogli di via al DACUR o al DASPO Willy, per appunto mantenere e fare in modo che ci siano quelle condizioni tali che rimangono fisiologiche e che le situazioni non degenerino diventando poi vera e propria patologia in una zona determinata del territorio cittadino. Grazie allora al questore di Padova, e la linea può tornare allo studio. Grazie ai colleghi di Padova, grazie al questore Marco Dorisio, sempre disponibile con noi. Allora andiamo avanti con la nostra cronaca. Siamo al caso che ha fatto grande scalpore anche a livello nazionale, il caso Cappellari da Enego. Lo sapete, il giovane cronista appena 20enne che aveva denunciato di aver subito un attentato incendiario presso la sua abitazione poche settimane fa. La svolta nelle indagini è arrivata ieri. La Procura della Repubblica ha indagato il giovane cronista sostenendo che di fatto avrebbe orchestrato tutto lui in prima persona. Allora siamo a Enego in diretta con Monica Smiderle per ricostruire questa vicenda, anche con il sindaco Frison che conosce bene
Cappellari è una piccola comunità, quella di Enego, che si era interrogata a lungo, no, Monica, su quello che era successo. C'era l'ombra dell'intimidazione di stampo mafioso, ma pare non essere così. A te. Ciao Lina, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, è una svolta inaspettata, clamorosa, quella sul caso di Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego, che aveva appunto denunciato di aver ricevuto ben 3 lettere intimidatorie, un'escalation culminata con l'attentato incendiario del 30 di maggio davanti alla sua abitazione. L'ombra della mafia, qualcuno aveva parlato di frizioni interne al paese, frizioni politiche, ma insomma fino alla svolta clamorosa di ieri con la procura di Vicenza che gli contesta i reati di incendio, calunnia, simulazione di reato continuate, procurato, allarme e truffa in danno di ente pubblico. Oggi in paese ci sono sicuramente incredulità e sgomento. Con noi c'è il sindaco Marco Frison, ma prima di sentire appunto le dichiarazioni del sindaco vediamo insieme il servizio che ripercorre la cronaca giudiziaria. È iniziato tutto da novembre, diciamo, sempre con la stessa modalità, quindi queste lettere appunto. Sabato, prima di dar fuoco a questo pacco, insomma, di esplosione, c'è stata appunto la deposizione di questa lettera all'interno del mio giardino. Si vede questa sagoma di questa persona, insomma, che mette questa lettera e poi dà fuoco all'ordigno, insomma. Così il 20enne giornalista Adriano Cappellari ai microfoni di Rete Veneta spiegava quello che sembrava un attentato ai suoi danni. Dopo le ripetute minacce, anche il fuoco intimidatorio. In realtà, per la procura di Vicenza, Cappellari si è inventato tutto ed è stato denunciato per incendio, calunnia, simulazione di reato continuata, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato, per essersi fatto scorrazzare dai carabinieri a una partita del cuore all'Aquila, cui partecipava anche il CT della nazionale di calcio, Roberto Mancini. Secondo i carabinieri di Bassano, anche le lettere con minacce di morte rivolte a lui, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello, il prete antico a Morra, fotografie con i volti cerchiati in rosso e contrassegnati da una X fino all'esplosione del 30 maggio, sono opera della sua mente. Proprio quell'episodio avrebbe segnato la svolta delle indagini. Gli specialisti del RIS sono risaliti alla marca delle bombolette da gas e dell'alcol utilizzati per l'attentato. Attraverso gli acquisti su una piattaforma di e-commerce, i carabinieri hanno accertato che pochi giorni prima dell'attentato gli stessi prodotti erano stati ordinati e pagati da Cappellari con la propria carta di credito e consegnati direttamente alla sua abitazione. Escludo il coinvolgimento della mafia o di qualcuno di altre parti d'Italia, perché assolutamente il problema è che io scrivo per giornale altopiano e che gira solo qui in altopiano, quindi secondo me qualcuno di qui della zona, assolutamente. Secondo Cappellari, insomma, secondo le dichiarazioni che aveva rilasciato, si trattava di qualcuno della zona. Ora sappiamo che secondo la procura le cose sono andate in maniera nettamente diversa. Sindaco, che cosa si dice in paese e lei personalmente come sta vivendo questa notizia così clamorosa? Beh, io e sicuramente tutta la comunità siamo sbigottiti dalle notizie delle ultime ore. Siamo sbigottiti perché Adriano lo conoscevamo quasi tutti e abbiamo condiviso, io personalmente ho condiviso diverse attività con la Proloco prima, Visit Enego, anche quando abbiamo deciso di dare un nuovo progetto a questo paese con la mia elezione. E quindi pensavo che sia stata una persona più corretta, però credo che le situazioni della vita possono cambiare e ci possono anche portare a vedere cose che non pensavamo mai di poter discutere. Oggi discutiamo di questo,
L'importante, la cosa più importante secondo me è che ci sia una via da parte delle forze dell'ordine che stanno testando e stanno portando avanti. La verità è oggi a galla, sembrerebbe. Ringrazio le forze dell'ordine per il lavoro che hanno fatto, è stato un lavoro costante, preciso da parte dei carabinieri di Bassano, e che comunque la verità, pur magari scomoda per tanti, è comunque verità. E ora la comunità deve essere forte, abbiamo avuto anche un danno d'immagine come paese e quindi dobbiamo subito rialzarci e andare avanti. E i tanti progetti che abbiamo iniziato e continueremo a sviluppare anche in ambito della legalità devono continuare senza fermarsi, ma soprattutto io credo che sia anche il momento come comunità non solo di guardare avanti, ma anche di non fermarsi troppo a linciare questo ragazzo. E le forze dell'ordine, le istituzioni che vanno rispettate faranno il loro lavoro. Ricordiamo, ed è giusto dirlo, che ad oggi Adriano Cappellari è indagato per i reati che abbiamo detto poc'anzi. Allora adesso vediamo insieme il servizio della collega Vanessa Banzato, che aveva incontrato Adriano Cappellari all'indomani dell'attentato incendiario. Sentiamo. Io ho escluso già da novembre, da quando sono arrivate le prime minacce, che fosse qualcosa legato alla mafia, perché io non ho mai trattato argomenti mafiosi, salvo fare un articolo di solidarietà a Don Maurizio, ma non è che lì avevo parlato di mafia nel senso di scoprire qualcosa di segreto. Certo. Quindi lì avevo già escluso che fosse qualcosa di questo genere, anche perché la minaccia fa proprio riferimento che io devo smettere di scrivere per un giornale in particolare, il giornale Altopiano, che gira solo in 7 comuni, no? Quindi è qualcosa di per forza interno, che non riesco a collegare assolutamente, perché non ho mai toccato temi da giustificare così tanta rabbia nei miei confronti, insomma. Queste erano state le parole di Adriano Cappellari, il cronista di Enego, all'indomani di quello che doveva essere un attentato incendiario ai suoi danni, quando davanti alla sua abitazione vennero posizionate e fatte esplodere bombolette di gas. Allora lui era certo che non ci fosse una matrice mafiosa dietro questo atto, nessun legame con la sua amicizia con Don Patriciello, ma solo dissidi, diceva, legati al suo lavoro. In realtà, da quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, si sarebbe trattato di un grande bluff, gravi le accuse a suo carico. Dal suo canto Cappellari, sempre al nostro microfono, aveva aggiunto frasi di preoccupazione per i vicini. Sabato non ho rischiato solo io, hanno rischiato anche i miei vicini di casa, quindi l'incolumità è in pericolo non solo la mia ma anche quella degli altri. Questa è una cosa ancora peggiore, perché io, se una persona ce l'ha con me per diversi motivi che non ho ancora capito, chiedo almeno che insomma che se ce l'ha con me, che se la prenda con me senza coinvolgere altre persone, perché questa cosa non l'accetto, ancora peggiore, cioè non l'accetto assolutamente. A lui la Premier Meloni aveva inviato un videomessaggio di solidarietà, così come solidarietà era stata espressa dagli organi regionali, dal Presidente Stefani, dal Presidente del Consiglio Zaia, dal Sindacato dei giornalisti, dallo stesso Don Maurizio Patriciello, che nella sua visita a Bassano lo aveva addirittura voluto abbracciare. Adesso resta da capire, se le accuse venissero confermate, perché Adriano Cappellari abbia messo in scena tutto questo. Perché Adriano Cappellari avrebbe messo in scena tutto questo? Chiude così la collega Vanessa Banzato il servizio. Perché secondo lei, sindaco? Non lo so perché sono, ripeto, sbigottito, anzi io credo e vorrei nei prossimi giorni, per quanto è possibile, parlare con Adriano e capire perché ha deciso di fare tutto questo, perché ha deciso di fare del male a se stesso principalmente, perché da questa situazione ne esce sconfitto lui e tutto il nostro paese, ma anche tutti quei bei progetti di legalità che abbiamo portato avanti in questi anni e anche grazie alla sua collaborazione. Perché Adriano Cappellari, lo diciamo, aveva fatto parte proprio del tavolo della legalità qui di Enego. Era un ragazzo che si dava molto da fare, quella Proloco, come dicevo prima, a Visit Enego, e faceva il volontario e mi sembrava giusto valorizzare le persone che si danno da fare per la comunità. E ne faceva parte, abbiamo curato diversi progetti assieme e abbiamo anche passato dei bei momenti come comunità stessa e anche come gruppo. Adesso purtroppo vediamo sapere dalla procura questa situazione, vediamo le indagini come andranno avanti e se verranno confermate. Noi abbiamo chiesto di analizzare la situazione anche al dottor Lino Cavedon, che è psicologo, psicoterapeuta, ex dirigente dell'ULSS. Sentiamo che cosa ci ha detto.
La vicenda colpisce perché questo giovane cronista è figlio della montagna e in montagna si mette un passo dopo l'altro, in montagna c'è il senso delle stagioni e in montagna c'è la cultura della fatica. Sicuramente in questo giovane poco più che ventenne ci sono tratti di personalità che sono emersi con prepotenza in questo caso, perché è risultato manipolatore, cioè ha alterato fatti per influenzare gli altri a proprio vantaggio, mistificatore perché ha creato una visione distorta della realtà come se fosse vera e drammatica e rischiosa ovviamente per lui e per altri. Ha raccontato deliberatamente il falso, quindi è stato menzognero, grande opportunista, perché ovviamente da questa vicenda stava ricavando grandi vantaggi. Dal punto di vista intellettuale sicuramente è risultato disonesto. Non ha compreso il ruolo del giornalista che riferisce fatti e non finzioni, che deve attenersi ad una precisa deontologia. Ha voluto accorciare i tempi, ma ha dimostrato un narcisismo eccessivo, disonestà e mancanza di rispetto della legge. Diciamo che per avere solo 23 anni l'ha combinata davvero grossa. Una raccomandazione ai familiari, perché credo che questo giovane potrebbe avere un contraccolpo a livello psicologico con reazioni abnormi e irreparabili. Ha sbagliato, ma è una persona che va aiutata a riflettere e a comprendere le ragioni di questa vicenda molto più grande di lui. Lo psicologo dice è una persona che in fondo va aiutata, sindaco. Va aiutata e credo che in questo momento la sua famiglia possa essere la sua forza. Credo che in questo momento come comunità dobbiamo anche non essere troppo duri, perché come detto le istituzioni fanno il loro corso, le forze dell'ordine stanno facendo il loro lavoro, ma soprattutto spero che te Adriano e spero che la sua famiglia gli siate così vicini da non prendere mai decisioni sbagliate che possono inefficiare o possono anche trasformare in maniera negativa il suo futuro. Io ringrazio il sindaco di Enego Marco Frison. Lina, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie Monica Smidele, grazie ai colleghi di Bassano, grazie al sindaco Frison, davvero una notizia questa che interroga un po' tutti. E proprio 4 ore fa sui social padre Maurizio Patriciello, lo abbiamo visto citato più volte nei servizi, il sacerdote di Caivano ha pubblicato un post su questo giovane giornalista, lui lo descrive dalla faccia pulita, Adriano Cappellari, racconta come lo ha incontrato, racconta la sua reazione a maggio dopo la notizia dell'ordigno che esplose sotto la casa del giovane cronista. Mi faceva tenerezza questo ragazzo costretto a subire prepotenze proprio legate magari alla sua attività, si era detto all'inizio, di appoggio a Don Maurizio che è parroco a Caivano, poi lo stesso Cappellari aveva rettificato un po' la mira. Di fatto padre Patriciello scrive: nemmeno per un istante avrei pensato che quel giovane veneto dal volto buono potesse arrivare a fare una cosa tanto grave e tanto stupida. Sono contenta che si sia arrivati, dice, alla fine di questa storia. Faccio i miei complimenti ai carabinieri di Bassano, alla procura di Vicenza. Resta l'amarezza nel constatare che il male non vuole morire e si intrufola dappertutto. Sono addolorato, scrive, rivolgendosi proprio ad Adriano. Se questa accusa sarà confermata, Adriano, paga il tuo debito con la giustizia, racconta tutta la verità, chiedi perdono ai tuoi genitori, alla tua meravigliosa Enego, a Don Federico, alle forze dell'ordine, alla procura, a Giorgia Meloni e a me. Non lasciarti andare però, sei tanto giovane, rialzati, ricomincia a vivere. Quindi gli dice chiedi perdono e vai avanti e affronta naturalmente quello che devi affrontare a livello di giustizia. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco.
Ritorniamo in diretta da studio con la nostra prima edizione, ben trovati. Allora parliamo di borseggiatori adesso, borseggiatori che a Venezia sono purtroppo una piaga e addirittura arrivano a vantarsi sui social network del bottino dei loro colpi. Una notizia che ha provocato l'indignazione, neanche a dirlo, di Monica Poli, la passionaria Lady Pickpocket, lo sapete, che aveva denunciato questo fenomeno da tempo. Se una volta compiere furti era un'attività da condurre di nascosto, le nuove frontiere del borseggio a Venezia l'hanno invece trasformata in motivo di vanto sui social network. Su TikTok, ad esempio, l'alleggerimento di borse e tasche dei turisti presi di mira dai cosiddetti pickpocket è testimoniata da video postati dagli stessi autori dei furti, tanto da essere attenzionati anche dalle forze dell'ordine. Ma l'indignazione generata da un atteggiamento così spudorato non stupisce Monica Poli, che l'ostentazione sui social del benessere prodotto dai furti l'aveva denunciata da tempo. A stupire piuttosto è un'altra cosa. A me sono stati chiusi i canali, mi è stato chiuso il canale TikTok perché mostravo i criminali e questi criminali invece hanno i canali liberi dove nei stessi canali fanno anche le conferenze tra loro in lingue incomprensibili e nessuno fa nulla. Chi di competenza, chi dovrebbe, ma non solo a livello italiano, a livello europeo. Veneziano, truffe agli anziani, ne abbiamo parlato poco fa con la notizia che è arrivata da Treviso di un furto in casa di addirittura 340.000 euro. Via la campagna di sensibilizzazione da parte della Questura di Venezia nei supermercati Ali. A Venezia 40 truffe telefoniche in 6 mesi, tra giugno e luglio, diminuite però del 10%. Anziani, soprattutto quelli nella fascia d'età sopra gli 80 anni, l'orario prediletto per il colpo, la tarda mattinata e il primo pomeriggio, sono i target e le modalità dei truffatori, la dinamica, quasi sempre la stessa, un figlio o un nipote in ospedale e l'urgenza di avere del denaro contante per coprire la spesa dell'operazione salvavita. Partita la campagna di sensibilizzazione e prevenzione alle truffe agli anziani promossa dalla Questura di Venezia e Ali, nei supermercati, cartelloni e LED wall in cui sarà possibile vedere il video prodotto dalla polizia, uno strumento semplice e immediato che attraverso esempi concreti e consigli pratici aiuta a riconoscere i più frequenti tentativi di truffa e indica i comportamenti corretti da adottare in caso di situazioni sospette. Pronto? Buongiorno, sono la dottoressa Grandi, chiamo dal pronto soccorso. Lei è il signor Mario Rossi, padre di Luigi? Sì, sono io. Mi dica, cos'è successo? Suo figlio è qui in ospedale, ha avuto un incidente col barchino. Sì, ha un barchino bianco e blu, mi dedico sempre di andare piano, mi dica, ma come sta? Non è cosciente, dobbiamo operarlo urgentemente, però l'operazione a pagamento serve subito un acconto di 3.000 euro. Si tratta di un reato che non è contrastabile esclusivamente con i metodi tradizionali, cioè quello delle pattuglie sul territorio e anche delle investigazioni che pure facciamo e ci stanno dando buoni risultati, ma bisogna che le persone siano effettivamente informate in modo anche martellante. Noi dobbiamo fare in modo che le persone siano allertate, loro, appunto gli anziani, le potenziali vittime e i loro familiari. 40 le truffe nel territorio di Venezia dall'inizio dell'anno, 20 messe a segno, le altre fallite o sventate. Sono ancora alti, io dico con rammarico che mentre appunto praticamente tutti gli altri reati sono in costante calo, quello delle truffe stenta. Negli ultimi mesi devo dire che qualche risultato positivo si sta registrando. Un decremento di circa il 10% negli ultimi mesi. Con l'avvio della campagna all'interno dei supermercati si punta ad incrementare la percentuale e arrivare in modo più capillare alle persone. Uno dei nostri obiettivi è quello di migliorare il territorio in cui operiamo. Questa è un'iniziativa importantissima per migliorare la sicurezza del territorio in cui operiamo, quindi per noi siamo veramente felici di poter contribuire e fare la nostra parte per aiutare le persone più fragili. E poi c'è la piaga dei furti e c'è stata l'altra notte davvero una serie di scorribande tra Nervesa della Battaglia, la zona di Paese, abitazioni nel mirino ma anche tabaccherie con proprietari
tra l'altro all'interno delle case, rubata merce per oltre 30.000 euro, l'auto di una famiglia portata via dal cortile è stata usata per i colpi, indagano i carabinieri e adesso è caccia al comando. Io e mio marito eravamo appena andati a letto, è arrivato mio figlio verso 00:30 che era fuori con degli amici, è entrato in camera e dice: ma voi siete qui, ma la macchina dov'è? Pensava inizialmente a una battuta Cristina Zilli e invece in pochi secondi l'amara realtà ha preso il sopravvento, è bastato visionare le immagini della videosorveglianza. Abbiamo visto queste due persone che spingevano a motore spento la macchina e sicuramente uno all'interno che la guidava e l'accompagnava verso la strada principale. Il SUV Mercedes, l'auto di famiglia, si trovava parcheggiato sotto una tettoia nel cortile di casa, raggiungibile da una stradina privata laterale di via Lasigno. Con ogni probabilità il mezzo è stato poi usato per colpire altrove, quasi sicuramente nella vicina tabaccheria di Nervese in via Mancino, dove sono sparite 250 stecche di sigarette e marche da bollo. Copione analogo alla tabaccheria di Paese in via d'Alessi, dove è stato rubato anche il fondo cassa, ma furti compiuti e tentati non si contano, soprattutto a Nervesa, spesso con i proprietari in casa e già a partire dalla tarda serata, prima quindi del furto della Mercedes. Sono riusciti ad entrare in casa nonostante il cane da guardia non abbiamo sentito nulla e la sorpresa l'abbiamo avuta quando siamo saliti al piano di sopra. Tutto aperto, tutto rovesciato a terra, hanno aperto tutti gli armadi, hanno spostato il letto. Guardiamo il lato positivo, non ci siamo fatti male, non siamo stati aggrediti, non hanno fatto tanti danni, è stata una questione più morale. Se ve li foste trovati davanti? Allora, penso che la rabbia sarebbe stata tanta e forse la reazione sarebbe quella di avergli corso dietro, però effettivamente poi a mente fredda pensi e poi cosa succede se questi sono armati? Sistemi di allarme in funzione e latrati di cani anche lungo via Diaz, con l'allerta scattata pure nelle chat di controllo del vicinato, strumento che per il sindaco deve rimanere un punto di riferimento. Dobbiamo chiaramente chiamare chi può supportarci in questo, quindi non facciamo gli eroi perché a volte può essere pericoloso e rischioso. Cerchiamo di supportarci tra vicini. Rete comunque da potenziare, con il comune che ha stanziato 140.000 euro per la videosorveglianza pubblica, ma l'auspicio generale è quello di sempre. Che finalmente le persone che commettono dei reati vengano anche giustamente punite. Sono già stati parecchie volte. Anche da lei? Sì, anche da me. Io ho trovato la rifurtiva, l'ho trovata in caserma l'anno scorso. Con la paura si vive, perché anche li mettono dentro oggi e domani sono di nuovo in strada. Questa è la situazione furti, purtroppo un fenomeno, questo l'avete sentito, molto molto difficile da arginare, sia con le strategie che adottano i cittadini, le attività produttive, sia con le forze dell'ordine che davvero stanno cercando di fare il possibile. Torniamo velocemente sul caso delle minacce rivolte con delle scritte comparse a Roma che inneggiano di fatto alle Brigate Rosse e all'omicidio di Aldo Moro nei confronti del Ministro della Giustizia, il trevigiano Carlo Nordio. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa in municipio a Treviso proprio sulla sicurezza, ha rivolto la sua solidarietà al Ministro il sindaco di Treviso Mario Conte, che ha rivolto la vicinanza, ha espresso la vicinanza della comunità trevigiana ma anche dei comuni veneti, essendo lui presidente dell'ANCI. Allora andiamo a sentirlo. Vicinanza e la solidarietà al Ministro Nordio da parte mia, della comunità trevigiana e di tutta la comunità dei sindaci del Veneto per questo atto intimidatorio, queste minacce che turbano la serenità di un ministro e di una persona che sta lavorando per il bene comune, sta lavorando per migliorare la qualità di vita nel nostro paese, quindi sta servendo i cittadini italiani e il risultato è che si trova vittima di minacce. Quindi totale solidarietà. Ogni qualvolta che si parla di un amministratore o di qualcuno che è vittima di minacce, io credo che tutti noi abbiamo il dovere di reagire con grande determinazione e proteggere e difendere quelle persone che si mettono a disposizione della comunità e che non possono essere
appunto oggetto di questo tipo di comportamenti. Quindi spero venga fatta chiarezza quanto prima, che ci siano delle indagini, che i responsabili vengano individuati. Nel frattempo però fatemi davvero portare tutta la vicinanza al Ministro Nordio e anche un grande ringraziamento per il lavoro che sta svolgendo per tutti gli italiani. Così allora Mario Conte, lo avete sentito, torniamo su un'altra notizia di cui vi parlavo all'inizio, andiamo a vedere fiamme dolose alla cooperativa castellana, indagato un imprenditore, parliamo dell'incendio del 24 maggio, è stato denunciato un 62enne residente nel Padovano, secondo le indagini potrebbero essere coinvolte altre persone. E allora andiamo in diretta da Castelfranco, proprio dalla sede della cooperativa, con la nostra Francesca Bozza che si trova con Simone Merlo e con Nazareno Gerolimetto che è presidente della Coop. A te Francesca, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori, ringrazio il Presidente Gerolimetto, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Alle nostre spalle, nelle immagini di Simone Merlo, insomma evidenti ancora i segni lasciati da quel rogo apparso sin da subito per gli investigatori di origine dolosa, scoppiato la notte del 24 maggio a prendere fuoco inizialmente un furgone, da lì erano partite proprio le fiamme, poi propagatesi ad un altro mezzo e poi che insomma si sono propagate anche a questo capannone qui di fianco. C'è appunto la sede della cooperativa e c'è il supermercato, il punto vendita San Bovo. Tra l'altro in questi spazi sono spazi magazzini comunali utilizzati per le attrezzature dello storico Palio di Castelfranco. Ora si è arrivati all'epilogo delle indagini, Presidente, con i carabinieri che hanno denunciato questo imprenditore 61enne, residente nel Padovano, come dicevi tu giustamente Lina. Voi lo conoscete perché insomma all'origine del gesto ci sarebbe del rancore maturato per un rapporto che questo 61enne aveva con la cooperativa come fornitore, mi spiegava il Presidente, un fornitore piccolo rispetto agli altri che avete, e un rapporto, una collaborazione che si era interrotta e da lì sarebbe scaturito poi questo gesto. Un fulmine a ciel sereno però per voi, non vi sareste mai aspettati? Apprendiamo davvero con enorme stupore che il responsabile di questo gesto, bruttissimo gesto, sia un nostro fornitore con il quale abbiamo collaborato per anni, peraltro un fornitore molto marginale, non considerato strategico, e quindi si è deciso di interrompere la fornitura in maniera tranquilla. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che covasse dentro un rancore per questa cosa, anzi ne siamo davvero stupiti, però il gesto che ha fatto è un gesto molto grave, ha creato dei danni importanti, anche se non si è interrotta l'attività della cooperativa castellana, che ha sempre funzionato, escluso un giorno e mezzo di chiusura per le operazioni di pulizia, diciamo così, dal fumo che ha invaso tutto il perimetro del nostro supermercato. Quindi è un gesto grave che secondo me andrà perseguito e chi ha la responsabilità dovrà sicuramente risponderne sotto tutti i profili, anche quello economico. Ecco, durante le indagini sono stati trovati nelle perquisizioni dei guanti in lattice, un passamontagna e un veicolo che il 61enne avrebbe utilizzato negli spostamenti, tutti elementi che hanno portato proprio i carabinieri a concentrare l'attenzione poi su questo imprenditore padovano. Danni ingenti, oltre 70.000 euro, nel senso che diciamo che la conta è ancora in fase di chiusura. Diciamo che i 70.000 euro forse sono riferiti ai furgoni che ci mancano, ma tra impianto fotovoltaico e danni a questa struttura alle mie spalle credo che andiamo oltre i 400.000 euro di danni, perché l'impianto fotovoltaico da 100 kW è andato completamente distrutto e quindi oltre a aver distrutto un impianto funzionante adesso ci troviamo anche a dover operare
e non avere più il supporto dell'impianto, quindi per noi è un danno abbastanza importante, anche se, ripeto, siamo riusciti a mantenere la continuità dell'attività davvero interrompendo per sole 24 ore, quindi un ringraziamento va a tutti i nostri collaboratori che hanno lavorato davvero indefessamente per 14 ore filate per riuscire a fare aprire il negozio subito. Un ringraziamento va anche alle forze dell'ordine, in primis i pompieri che sono stati davvero, i vigili del fuoco sono stati straordinari nella professionalità, nella tempestività dell'intervento, e anche ai carabinieri che hanno indagato e sono riusciti a risalire ai responsabili di questo evento, che credo che abbiano dimostrato di saper fare bene il proprio mestiere. Insomma, questo è l'epilogo delle indagini di questo incendio che sicuramente non ha fermato il lavoro della cooperativa del supermercato, però vi ha segnati. Certo, noi avevamo idee per progredire, adesso ci siamo fermati perché dobbiamo ripristinare quello che avevamo. È sicuramente un fermo anche psicologico che ci segna, però abbiamo 50 anni di storia, abbiamo la serenità di essere una realtà del territorio con un certo valore e procediamo con la stessa energia e la stessa voglia di andare avanti che avevamo prima. Grazie a Nazareno Gerolimetto, presidente della cooperativa agricola produttori Castellana, con Simone Merlo da Castelfranco. Se non hai domande, Lina può tornare a te la linea. Grazie Francesca, grazie Simone, grazie a Nazareno Gerolimetto, davvero anche questa è una svolta davvero inaspettata, come diceva l'ex consigliere regionale. A Ponzano adesso fa discutere l'idea del comune di vendere alle famiglie rom che ora ci abitano le case costruite abusivamente e in seguito sequestrate. Per l'amministrazione è l'unico modo per risolvere l'annoso problema di via Stradone. L'intenzione dell'amministrazione è quella di valutare questi immobili che sono sicuramente svalutati nel tempo e di metterli in vendita con asta pubblica che chiaramente immagino e speriamo sarà dedicata agli inquilini. Rivendere alle famiglie rom che attualmente ci abitano gli immobili costruiti abusivamente nell'area di via Stradone a Ponzano è la via che il comune vuole percorrere per risolvere una questione che si trascina dagli anni 90, quando alcune famiglie rom si insediarono in un terreno donato da un privato e del quale diventarono quindi legittime proprietarie. Nel tempo però sul terreno sono state edificate abusivamente delle abitazioni. Le ordinanze di abbattimento dell'epoca non portarono a nulla, così l'area, compresi gli immobili, venne confiscata diventando proprietà del comune. Un primo tentativo di venderla all'asta è fallito. Ora il comune spera di riuscire a trovare un compromesso legale con le famiglie che attualmente occupano le case, anche perché demolire le abitazioni comporterebbe problemi sociali ancora più grandi. Demolire una costruzione comporta il fatto di trovare le soluzioni anche di chi vi abita, specie per i minori e per i genitori, in primo luogo le madri, quindi diventerebbe un problema sociale, considerando anche il numero elevato dei residenti, diventerebbe un problema seriamente non sopportabile da un ente come il Comune Ponzano Veneto. C'è da dire, sottolinea il sindaco, che le famiglie non hanno mai creato problemi in zona. Queste famiglie mai a Ponzano Veneto hanno creato problemi, poi se succedono delle cose al di fuori del nostro territorio o per motivi legati a queste famiglie, in realtà noi non abbiamo avuto evidenza, probabilmente anche si comportano bene, almeno con noi, sapendo che con noi devono trattare. Il tema dei bivacchi, ma anche della sosta di camper e furgoni nei parcheggi cittadini non attrezzati fa discutere invece Vicenza. Si chiede di elevare il livello di sicurezza nei quartieri attraverso il contrasto a questo fenomeno e fa discutere una mozione del consigliere comunale Colombara.
Combattere degrado e insicurezza in città passa attraverso anche il contrasto al bivacco abusivo di camper e furgoni nei parcheggi nei quartieri e dei centri commerciali. A far discutere sull'argomento la mozione presentata alla Giunta Possamai dal consigliere Raffaele Colombara, che ha convocato la stampa al parcheggio di via Periz, dove 10 anni fa è stato posto un dissuasore all'ingresso del parcheggio su richiesta dei residenti esasperati. Qui stazionavano stabilmente 12 camper e si era insediato un villaggio improvvisato di nomadi con una decina di minori a girarsi tutto il giorno tra le auto in sosta, una situazione che non si è più verificata e che oggi fa riflettere. Siamo di fronte a una misura, quella dei dissuasori, che ha dato un risultato. Da 10 anni qui non ci sono più stati problemi. È un problema simile a quello che c'è oggi in Via Lanza. Via Lanza in realtà è nato insieme con questo, perché 10 anni fa anche lì c'era una petizione da parte dei cittadini, siamo andati dall'amministrazione, eccetera. Come mai non si è andati avanti? Perché c'erano delle ragioni di carattere amministrativo. Ragioni che oggi sembrano superate, visto l'ordinanza adottata contro la sosta dei camper al Villaggio del Sole nel dicembre dello scorso anno. Su Via Lanza insistono però ancora altri problemi. Via Lanza è un'area privata ad uso pubblico, ribadisco, però che non è ancora stata acquisita al patrimonio comunale e per questo chiedo appunto, e questa è la mia azione, attraverso l'interpellanza che sto presentando, di chiedere all'amministrazione se questi vincoli amministrativi e burocratici sono stati risolti, quest'area è passata o entro quando passa. Per garantire continuità nel far rispettare le regole di convivenza civile sarà dunque necessario installare dissuasori in ogni parcheggio? No, non immagino naturalmente una cosa, adesso la corsa alla barriera, credo che devono essere valutati di volta in volta, per questo è importante che l'amministrazione parli con i residenti, qui quella volta c'è stato un dialogo, si è capito che si poteva fare, che ci stavano tutti quanti, perché è chiaro che è una limitazione, però insomma si tratta di trovare la quadra che sempre si ottiene quando c'è la buona volontà da parte di tutti. Allora, cambiamo argomento, adesso andiamo velocemente sull'home page del Gazzettino, regia, grazie. Cavi elettrici della linea Milano-Venezia dati alle fiamme, circolazione sospesa tra Verona Porta Nuova e Porta Vescovo, treni cancellati, ritardi fino a 120 minuti e quindi da quello che si evince, da quanto scrive il Gazzettino, si tratterebbe dell'ennesimo, tra l'altro, boicottaggio o comunque incendio doloso lungo le linee ferroviarie della penisola che interessa in questo caso il Veneto. Abbiamo accennato al gran caldo di queste ore, tra l'altro da domani saranno 11 le città da bollino rosso, sabato saliranno a 19, laghi del Bellunese a secco per consentire all'agricoltura di pianura l'irrigazione. C'è un problema ad Arsiè, al lago del Corlo, ne parleremo stasera nel corso dei nostri telegiornali. Andiamo insieme a vedere il servizio realizzato dai colleghi di Belluno a Santa Croce. Questo tam-tam si è diffuso in maniera velocissima. Normalmente in questa stagione qui non c'era nessun spazio libero per poter mettere giù il kite e guardate adesso è completamente vuoto. Io sono veramente in difficoltà perché avendo investito tanto in questo posto che mi dà tante soddisfazioni e adesso che è il momento clou, il momento di partire a lavorare, ci siamo bloccati completamente. Adesso sono fermo, mi trasferirò da un'altra parte con quelle poche cose che riesco a trasportarmi in macchina. L'estate è nel pieno, ma il lago di Santa Croce ha già il volto di settembre, l'acqua si è ritirata di decine di metri, le spiagge si sono allargate al posto dei riflessi del bosco, in molti tratti compaiono distese di alghe favorite dal caldo e dal livello sempre più basso. Non è un fenomeno inatteso, ma quest'anno è arrivato con largo anticipo. Il bacino ha già raggiunto quasi la quota minima prevista soltanto per metà settembre. Mancando acqua, i consorzi irrigui chiedono le loro competenze ad Enel, che quindi non è un fatto di produzione di energia elettrica, ma è proprio un prelievo di acqua che dopo va praticamente ad irrigare i campi. Quello che succede è che il lago adesso è a quota 381,
quindi siamo già alla quota che di solito troviamo a settembre. Il motivo, lo spiega bene il sindaco Petterle, non è la produzione di energia elettrica. L'acqua viene rilasciata per alimentare i consorzi irrigui della pianura. Sono regole fissate da accordi che risalgono a quasi un secolo fa e che lasciano ben poco spazio di manovra. Una condizione che riguarda praticamente tutti i grandi laghi bellunesi, ma per quello di Santa Croce le conseguenze sono già evidenti. In alcune aree il comune ha vietato la balneazione per la presenza delle alghe, mentre discipline come la canoa diventano difficili se non impossibili da praticare proprio nel pieno della stagione turistica. Di solito c'è tanta più gente, sì. È bruttissimo da vedere. Io non sono del posto, mi spiace. Ancora a me? C'ho una certa impressione. I turisti e gli sportivi appassionati di kite e surf sono sempre più sparuti. Il comune di Alpago ha emesso anche un temporaneo divieto di balneazione. Con l'acqua bassa, le temperature alte, affiorano queste alghe e proliferano in maniera incontrollata, e quindi c'è anche un pericolo per chi volesse andare a fare il bagno, perché le aree di Farra sono aree balneabili, e quindi ho emesso l'ordinanza affinché la gente non vada a fare il bagno in quelle zone, perché le alghe possono creare qualche difficoltà. Tutto accade nel periodo di maggiore afflusso turistico, quando il territorio dovrebbe valorizzare gli investimenti fatti su spiagge, servizi e eventi. E mentre la pianura salva i raccolti, in montagna cresce la preoccupazione per una stagione turistica che rischia di restare a secco. Io credo che come sindaci dei laghi in provincia di Belluno dovremmo fare sistema affinché vengano rispettate per il futuro le nostre quote turistiche, e poi credo che sia necessario che chi utilizza l'acqua la utilizzi in maniera sostenibile e anche responsabile, perché sappiamo tutti che i metodi di irrigazione che possiamo anche osservare quando passiamo in macchina in alcune zone non sono proprio metodi di irrigazione moderni, ma sono metodi di irrigazione di molti anni fa, che sicuramente non sono più sostenibili e non sono più compatibili con l'attuale situazione. Una notizia giunta da poco in redazione, di cui vi do conto: grande paura a Volpago del Montello per un bambino caduto dal terzo piano della sua abitazione. Dunque parliamo di un bimbo in tenera età, a quanto pare meno grave di quello che si temeva inizialmente, ferite di media gravità per lui, pare una frattura a una gamba, ma saremo naturalmente più precisi nel corso dei nostri telegiornali della sera. L'incidente, come detto, a Volpago del Montello. La viabilità ci porta nel Vicentino questa mattina, primo passo per l'apertura del nuovo ponte lungo la provinciale 33 Montorsina, un nuovo tassello dunque per la rete viaria vicentina che collega due centri produttivi importanti, che sono quelli di Montecchio e di Montorso. Sul ponte sono in corso le prove di carico in vista dell'apertura a doppio senso di marcia. Col nuovo ponte potranno passare anche i mezzi pesanti, quindi sarà utile, lo immaginate, all'economia della zona. Sul posto per noi c'era Mirko Cavallin con Simone Squarcina. Buongiorno da Montecchio Maggiore, sono con il consigliere provinciale delegato alla viabilità Francesco Enrico Gonzo sulla provinciale 33 Montorsina, chiusa oggi per alcune ore per una prova di carico importante. Di cosa si tratta? Una prova di carico di 240 tonnellate su questo nuovo ponte interamente finanziato dalla provincia di Vicenza, un ponte che risolve alcune problematiche legate a questa mobilità di collegamento tra Montorso e Montecchio Maggiore, una legata appunto alle infrastrutture in sé per sé, anche legata alla parte idraulica, ampliando così anche il corso dell'acqua di acqua sottostante. Quindi un intervento importante di oltre 450.000 euro che la provincia di Vicenza sta mettendo a punto su questo asse di collegamento tra i due comuni, quindi un investimento che va a collegarsi con tutti gli altri importanti investimenti sia diretti che contributi attraverso i comuni per la messa in sicurezza che la provincia di Vicenza sta destinando ai vari comuni. È una strada che si trova in aperta campagna, come poi vediamo anche dalle immagini, ma importantissima perché è davvero uno snodo di collegamento importante. Sì, questo snodo appunto collega Montorso a Montecchio Maggiore ed è utilizzata per evitare per i pendolari di raggiungere magari il comune di Arzignano o altri a sud, per evitare appunto questi giri più ampli. Usano questa viabilità che è sicuramente di
campagna, per così dire, ma molto utile per il pendolarismo locale. Qui è stato sistemato anche l'acquedotto, insomma, che anche questo è importante, la condotta principale da 300 mm più quella da 100 per gli usi domestici. La provincia continua ad investire, insomma, coi pochi, tra virgolette, soldi che ha, insomma, viabilità e scuole rimangono le voci principali in attesa di quel che succederà in futuro sulle province, in particolare su quella di Vicenza. Sì, abbiamo anche il trasporto pubblico locale come competenza esclusiva, quindi sono sicuramente temi importanti e focali anche per la vita quotidiana dei nostri concittadini. L'intervento qui è stato svolto in collaborazione con Acque del Chiampo, quindi anche la sinergia con gli altri enti attivi sul territorio, quelli sovracomunali, sta succedendo in altre opere, ma è come richiede un'opera pubblica, insomma, che ci sia sinergia per evitare poi di dover intervenire più volte sullo stesso punto e cercare così di recare meno disagio possibile alle popolazioni. Peraltro ringraziamo anche i cittadini che hanno avuto pazienza, ma come si dice stiamo lavorando per voi e quindi crediamo che questo disagio abbia portato comunque un'opera più efficiente sia dal punto di vista viabilistico, abbiamo detto, ma anche dal punto di vista del deflusso delle acque, quindi un intervento a tutto tondo che valorizza anche il territorio. È un ponte di una dozzina di metri, è stato anche allargato la sede stradale, ci sarà il marciapiede, la riapertura domani mattina dopo le prove di carico in corso in questo momento. Ringrazio il consigliere Gonzo, Simone Squaccina la parte tecnica, da Montecchio è tutto. Grazie ai colleghi di Vicenza. Noi ci fermiamo per un altro break, a tra poco. Riprendiamo la diretta da studio, ben trovati con la nostra prima edizione, tanta cronaca lo avete sentito. Adesso apriamo una finestra su un appuntamento che inizia di fatto domani e si concluderà domenica, di cui la nostra Media Nord-Est è partner, perché daremo sulle nostre reti la diretta di questo evento. Saluto e ringrazio collegato da remoto Angelo Centola, che è direttore di ACI Treviso. Direttore, buongiorno e ben trovato. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, buongiorno. Allora, siamo riusciti a strapparle qualche minuto perché siete occupatissimi. Come stanno andando i preparativi di quella che è la 43esima edizione di questa cronoscalata Vittorio Veneto Cansiglio, che è uno dei vostri appuntamenti storici? Sì, è la 43esima edizione, naturalmente nel 2024 abbiamo celebrato e festeggiato il centenario, perché ricordiamo che è una gara che nasce e viene organizzata dal 1924, quindi dal settembre del 24. Siamo riusciti quest'anno a riprodurla perché l'anno scorso, dopo le due edizioni del 23 e del 24, l'anno scorso abbiamo avuto un problema di tipo tecnico stradale e quindi siamo contenti di poter proporre questa iniziativa, questa cronoscalata che secondo me è una delle più belle, se non la più bella, almeno a livello europeo. E da dove arrivano? Perché immaginiamo che sia un settore, anche una nicchia abbastanza particolare questa. I piloti ci fanno il grande piacere e la cortesia di arrivare da tutta Italia, addirittura quest'anno abbiamo anche qualche pilota straniero perché abbiamo anche degli austriaci e quindi insomma da tutta Europa e da tutta Italia la Cansiglio viene considerata e quindi noi ringraziamo questi 120 piloti che ci sono venuti a trovare e credo che il 1° e il 2 agosto anche perché da quello che ho capito la temperatura e soprattutto la meteorologia ci può assistere, magari con qualche grado in più, ma va bene così, e quindi cercheremo di portare avanti un evento del territorio perché crea anche un incredibile indotto per tutte le attività, diciamo, locali e quindi sport, turismo, territorio, eccetera, con la sinergia del comune di Fregona e della Proloco di Fregona, e ringrazio entrambi, il sindaco e anche la presidente della Proloco, perché ci hanno dato una grossa mano e quindi siamo contenti di poter portare avanti questa iniziativa organizzata da ACI Treviso. E quindi tra i tanti skill che ACI Treviso presenta nel proprio palmarès c'è anche la promozione dell'attività sportiva che fa pandan con quella turistica e quindi noi siamo ben contenti di portare il nostro contributo
affinché anche il territorio dell'Alta Provincia Trevigiana, quindi dell'Alta Marca Trevigiana, possa essere coinvolto in questa proposta sportiva e quindi questa proposta di appassionati di pubblico e di sportivi di motori, che è una passione tipicamente italiana, ma soprattutto in queste zone è ancora più specifica. Certo, tra l'altro, direttore, noi seguiamo spesso e volentieri le vostre iniziative che puntano, come diceva lei, a abbinare anche la promozione del territorio. Vi spostate in diverse zone, non c'è bisogno di presentazioni naturalmente per il Cansiglio, il Vittoriese, sono zone magnifiche soprattutto in questa stagione, e noi trasmetteremo in diretta questo appuntamento, quindi ricordiamolo: chi non potrà trovarsi lungo il percorso, assistere di persona a questo evento, può su Telenord Est vederlo. Che significato ha per voi anche questa? Dovremmo garantire nella seconda manche della domenica, quindi nella seconda gara ufficiale, quindi credo a partire dalle 13-14 fino a conclusione, e grazie a Telenord Est, e quindi cercheremo di dare anche questo prodotto a tutti gli appassionati che non ci potranno per vari motivi venire a trovare sul Cansiglio, quindi è anche un'opportunità affinché questa passione possa essere garantita a tutti coloro che sono appassionati di motorismo sportivo. È una gara affascinante, tecnica, molto bella, molto guidata, e quindi noi siamo molto ben contenti di poter offrire, visto che abbiamo la possibilità, e spero che questa situazione si possa ripetere anche successivamente in un prossimo futuro. Comunque concentriamoci sull'edizione 2026, cerchiamo di portarla a termine nella maniera migliore, e le premesse ci sono tutte, e cerchiamo di fare il nostro mestiere nella maniera più professionale. La gara è molto bella, i piloti sono piloti di qualità, quindi sono piloti che sanno il loro mestiere, sanno condurre l'auto anche a certe velocità, e quindi siamo molto contenti. Mi faccio anche portavoce del saluto del nostro presidente Stefano Torcellan, che farà anche il direttore di gara quest'anno, e come anche negli altri precedenti 2 edizioni fatte dall'ACI Treviso. Quindi diciamo che io invito tutti coloro a venirci a trovare a Fregona, perché sinceramente quest'anno ci aspettiamo tanto. Benissimo, e noi naturalmente ci auguriamo che sia così, visto anche il weekend di bel tempo, anche di caldo, ma insomma chi cerca refrigerio può approfittare per venire anche lassù in collina. Senta, direttore, io approfitto della sua presenza, perché voi siete naturalmente portatori di valori di sicurezza stradale, rispetto delle regole. Vediamo purtroppo nelle nostre strade, lo sa bene anche lei, quello che capita quotidianamente, quindi diciamo che anche appunto portando l'esempio di questo appunto rispetto delle regole lungo le strade, voi cercate anche di fare così, di disciplinare anche gli automobilisti, quelli sulle strade di tutti i giorni. Insomma, purtroppo abbiamo visto anche dei numeri preoccupanti in provincia di Treviso. Dal vostro osservatorio come sta andando quest'anno? Ma dal nostro osservatorio diciamo che ci sono anche dei dati anche di novità, perché abbiamo ricevuto una comunicazione ufficiale da parte delle nostre strutture centrali sul territorio veneto, in collaborazione naturalmente con ISTAT. Poi i dati ufficiali su Treviso verranno pubblicati e ufficializzati tra settembre e ottobre, però diciamo che qualche miglioramento c'è, quindi siamo molto contenti. Qualche situazione nell'ultima situazione del mese di luglio, quindi estiva, fine giugno, inizio luglio, qui su Treviso c'è stata una situazione molto delicata nel rapporto, passatemi il termine, auto 4 ruote, moto 2 ruote. C'è stata qualche situazione e purtroppo lì bisogna stare molto attenti e cercare di condurre sia il mezzo a 2 ruote che quello a 4 ruote con la massima prudenza, ma naturalmente stando molto attenti anche alla segnaletica che è molto importante, perché molto spesso ci si dimentica di cercare di non solo visionare, ma
interpretare nella maniera corretta e rispettare la segnaletica. E quindi diciamo che questa situazione si è replicata un po' troppo. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di proporre eventi ad alto contenuto, diciamo, pratico, e coinvolgendo chi viene a partecipare ai nostri eventi, perché è giusto fare convegni, dibattiti, però è anche giusto cercare in qualche modo di organizzare eventi che possano suscitare delle sensazioni che poi possono essere quelle che ci permettono di salvarci la nostra esistenza, rispettando non solo, diciamo, il codice della strada, ma soprattutto cercando di rispettare il veicolo che conduciamo. Volevo anche, visto che ci siamo collegati parlando della Cansiglio, volevo anche dire che per esempio sullo sport chi guida un'auto sportiva è molto consapevole e fa corsi di guida sicura, guida sportiva, ed è un soggetto formato, e quando è su auto normale, sulla strada normale, sulla strada ordinaria, è uno dei soggetti che rispetta di più sia le regole del codice ma anche le regole dell'auto e le proprie, diciamo, competenze e capacità alla guida. Quindi diciamo che anche il pilota può essere uno strumento, può essere, diciamo, un punto di riferimento per coloro che vogliono imparare a guidare rispettando sia i limiti del codice, quindi le prescrizioni del codice, ma anche rispettando e conoscendo il proprio mezzo e la propria capacità alla guida, che è molto importante. Certo, allora direttore, le sottopongo un ultimo tema, perché la prima pagina del Gazzettino di oggi, ed è naturalmente un argomento che interessa questo gli automobilisti, e non sappiamo se lei l'abbia visto, glielo mostriamo. Niente stop alle auto Euro 5, parliamo del piano regionale anti-smog, questa è un'anticipazione, pare sia allo studio evitare di bloccare le Euro 5, il piano della regione per evitare appunto il blocco che scatterebbe da ottobre e coinvolgerebbe 375.000 veicoli, strumenti alternativi, smart working, lavaggio delle strade, incentivi, così meno inquinamento che con il fermo. Cosa ne pensa di un eventuale intervento in questa direzione? Ma per quanto riguarda il mancato stop dell'Euro 5 sono assolutamente d'accordo, perché non si può limitare la libera circolazione. Poi naturalmente c'è anche il problema ambientale, e il problema ambientale lo si risolve diciamo rinnovando il parco auto. Noi come ACI, faccio riferimento a quello che ha comunicato qualche giorno fa il nostro presidente nazionale e che noi qui a Treviso facciamo proprio, ha parlato proprio in prospettiva e con finalità di rinnovare il parco nazionale, il parco auto nazionale, non solo per finalità di sicurezza ma anche per finalità ambientali, perché le auto nuove, diciamo, tra virgolette inquinano meno. Ha parlato di noleggio sociale, quindi noi siamo molto d'accordo con il noleggio sociale, perché l'auto ha un costo rilevante, non tutti se la possono permettere, però poi ci lamentiamo perché c'è l'auto Euro 3, Euro 2 piuttosto che Euro 4. Diciamo, dobbiamo dare le indicazioni e dobbiamo mettere nelle condizioni chi vuole, o chi può cambiare l'auto anche per motivi di sicurezza e ambientali, dobbiamo metterli nelle condizioni di poterlo fare. E quindi questa proposta, che poi andremo a definire e ad ufficializzare probabilmente dopo l'estate, questa proposta del noleggio sociale è una proposta molto interessante di ACI, perché crea un'alternativa al rinnovamento del parco auto, all'acquisto di una nuova auto, e naturalmente anche dal punto di vista dei costi cerca di garantire dei costi congrui e non delle situazioni, diciamo, un po' delicate, perché purtroppo se le auto non vengono rinnovate perché probabilmente costano troppo e probabilmente non tutti si possono permettere delle auto con dispositivi legati alla sicurezza, che forse sono, diciamo, importanti, ma purtroppo fanno riferimento al fatto che queste auto sono quelle che poi costano di più. Quindi noi di ACI abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri automobilisti, dei nostri soci, però abbiamo anche a cuore il fatto che tutti devono poter eventualmente permettersi un ricambio di auto,
sia per motivi ambientali, e ci mancherebbe altro, ma anche e soprattutto per motivi di sicurezza e di guida sicura. Certo, una strada si deve trovare. Allora, direttore, grazie. Ricordiamo allora la cronoscalata, rivediamo anche le immagini del nostro promo di domenica. L'invito qual è? Ricordiamolo. Allora, noi partiremo il sabato con le prime due prove ufficiali, diciamo vengono dette prove di ricognizione, quindi di ricognizione del percorso, cioè conoscenza del percorso da parte dei piloti che parteciperanno domenica. Poi domenica ci saranno le due prove di, ufficiali, quindi gara 1 e gara 2, le due gare ufficiali, e partiremo alle 10 del mattino con gara 1 e la gara 2 sarà trasmessa in diretta da Telenord Est a partire dalle credo 13-13:30 fino alla conclusione. Quindi vi aspetto sia in Cansiglio e sia davanti il teleschermo. Devo anche dire a onor di cronaca che la diretta che facemmo nel 2024, quando abbiamo celebrato il centenario, abbiamo fatto credo 40 minuti di diretta, diciamo che i risultati di ascolto sono stati molto soddisfacenti, anzi con somma sorpresa ho preso atto che la passione qui in Veneto, ma non solo in Veneto, in tutto il nord-est è stata molto sentita anche come contatti televisivi. Benissimo, non avrei saputo dirlo meglio, direttore, ottimo, grazie infinite. E allora buon lavoro. Saluti a tutti, a lei e a tutti i suoi telespettatori, grazie molte. Grazie. Arrivederci. Grazie direttore Centola, direttore di ACI Treviso. Allora dovremo riuscire tra non molto a sentire in telefonica il nostro Cristian Arboit, che ha Volpago del Montello per l'incidente occorso a un bambino. Intanto andiamo a sentire quella che è l'idea che ha lanciato il sindaco di Treviso Mario Conte durante la presentazione dei lavori di riqualificazione delle mura e dell'apertura della nuova passerella sulla penisola del Paradiso. Ha annunciato che candiderà l'intera città storica a patrimonio UNESCO. Pensando al sistema di difesa idraulico di Fragiocondo, al sistema di bastionato delle nostre mura e alle tante ricchezze storiche e culturali della nostra città, questo è il primo passo verso la candidatura della città di Treviso a patrimonio dell'UNESCO. Una candidatura che dopo quella bocciata di Capitale Italiana della Cultura si pone oggi traguardi più ambiziosi, anche se il processo sarà molto lungo. E questo intervento da 7 milioni di euro sono 4.000 metri quadri di intervento di restauro conservativo, significa 1 chilometro di mura, è il primo passo perché completeremo poi tutto il giro delle mura, però è una giornata storica perché riconsegniamo alla città un quadrante delle nostre mura completamente riqualificato e pronto per volare in alto verso obiettivi ambiziosi come la candidatura a patrimonio dell'UNESCO. Dal sistema bastionato unico al mondo voluto da Fragiocondo, che rese inespugnabile la città, al capolavoro di ingegneria idraulica che lo sottende, fino al ciclo di Sant'Orsola dipinto da Tommaso da Modena, autore anche del primo ritratto noto al mondo di un uomo con gli occhiali. Il cardinale Domenico Ugo di Provenza è raffigurato mentre legge un codice conservato a San Nicolò, ma c'è molto di più. Io sono felicissimo perché è da tempo che coltivo questa idea per la nostra città. La città ha le potenzialità per potersi candidare, ma soprattutto la città può diventare un modello di riferimento per alcune cose che riguardano proprio l'equilibrio tra l'uomo e il mondo che lo circonda, l'uomo e le acque, l'uomo e lo stare insieme con gli altri uomini, senza poi dimenticare mai che questa città è sempre stata in dialogo col proprio contado e il contado vuol dire marca gioiosa et amorosa, non dimentichiamocelo mai. Questo dunque l'idea lanciata dal sindaco Conte. Allora ve lo dicevo prima, dovremmo avere in collegamento telefonico in diretta il nostro Cristian Arboit, che si è recato sul posto a Volpago del Montello per un incidente che poteva davvero essere una tragedia. Un bambino di appena 5 anni caduto dal secondo piano, credo, della sua abitazione. Cristian, com'è andata?
confermo, Lina, dalla sua abitazione siamo a Venegazzu, non do ulteriori elementi al momento perché si tratta di un minore. Quello che posso dire è che qui tutti stanno tirando un sospiro di sollievo perché il volo è stato veramente, poteva essere letale, un volo di diversi metri nel cortile di casa, dove c'è peraltro anche una ringhiera. È andata bene, il bambino è stato portato via con l'elisoccorso, con delle fratture agli arti inferiori. Tutti però qui dicono di aver vissuto 20 minuti di panico subito dopo a mezzogiorno. Qui a Venegazzu sono arrivati in una via verso i campi, sono arrivati i soccorritori, il SUEM-118 ovviamente con l'elisoccorso e anche i carabinieri che stanno facendo tutti gli approfondimenti del caso. Pare che il bimbo fosse in casa con i genitori che hanno dato l'allarme accanto a dei vicini di casa. Li ho trovati particolarmente scossi, però per l'appunto il bambino era cosciente e appunto ci dicono che ha riportato delle ferite agli arti inferiori, salvo per miracolo, questa l'espressione usata dal vicino di casa. Tutti gli approfondimenti chiaramente Lina nella TG di questa sera. Grazie a Cristian Arboit da Volpago del Montello per questo incidente. Tiriamo anche noi naturalmente un sospiro di sollievo per quello che è capitato. Allora, credo che dobbiamo chiudere, regia. Diamo prima la programmazione sulla nostra rete, perché dopo di noi vi ricordo Casa Pappagallo e alle 16:24 il film drammatico britannico L'altra metà della storia. Non perdetevelo come sempre. Ringrazio in regia Antonio Esposito e Alessandro Granziera. Noi torniamo come sempre per i telegiornali della sera. Adesso ci sono le previsioni del tempo, non perdetevele. A me non rimane che salutarvi e ringraziarvi per essere stati con noi. Arrivederci.